Iniziamo la celebrazione con il canto 225. Faremo la prima, la terza e la quarta strofa. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Benedetta sei tu, oh Maria, che rispondi all'attesa del mondo, come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Vieni, o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio. Nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Nel cammino di avvento che stiamo vivendo si inserisce la solennità di Maria, dell'Immacolata Concezione di Maria. Oggi, 8 dicembre, è come festa fissa l'Immacolato Concepimento di Maria. È l'aurora della salvezza. Attraverso di lei è venuto a noi il sole di giustizia, Cristo Gesù. La liturgia è quella della solennità dell'Immacolata Concezione e ci soffermeremo sulle letture di questa solennità per la riflessione. Andiamo anche noi incontro al Signore che viene con quella disponibilità, con quella apertura di cuore che ha avuto Maria quando ha risposto all'annuncio dell'angelo e gli ha detto: eccomi, sono la serva del Signore. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison. Signore, premio degli umili, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E con gioia lodiamo il Signore per il dono concesso a Maria d'essere piena di grazia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato il frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» E rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io farò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa, tu le insedierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo,
In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiama Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Sono tre letture veramente stupende e anche impegnative se volessimo così entrare nel contenuto di ognuna di queste tre. Soltanto mi permetto di fare un collegamento, un richiamo per poter gustare la solennità che in questa seconda domenica di Avvento ci viene proposta. Nella prima lettura abbiamo sentito la narrazione, il ricordo dei primordi della storia umana, quando l'umanità si è chiusa a se stessa, ha rifiutato il Signore e ha preteso di autodeterminarsi, ingannata, illusa dal serpente che chiaramente manda al diavolo, e le conseguenze che ne sono derivate da questo rifiuto di Dio e dalla chiusura alla parola del Signore. Eva, la madre dei viventi a livello naturale, rimanda a un'altra figura femminile che troviamo nel brano del Vangelo e che ci viene presentata come colei che risponde positivamente al messaggio, alla parola del Signore. Ed è il brano della annunciazione della divina maternità a Maria. È un brano sul quale ci siamo soffermati tante volte nella riflessione, nella meditazione anche personale. Mi permetto di soffermarmi un istante sull'inizio del brano e collegarlo poi con la seconda lettura per renderci conto come questa solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, attraverso questa parola del Vangelo, non sia una realtà che riguarda solo Maria, in maniera privilegiata riguarda Maria, ma è un messaggio, una realtà che coinvolge ciascuno di noi, ciascun credente. La dignità di Maria viene travasata in ciascun battezzato. Mi permetto di focalizzare qualche passaggio dell'inizio del brano. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea. L'iniziativa è di Dio e questo brano ci collega con quanto l'Evangelista Luca aveva narrato precedentemente, l'annunciazione a Zaccaria che sarebbe diventato papà e che Elisabetta, sua moglie, sarebbe diventata mamma, che non avevano mai avuto la grazia di avere figli. Ora il Signore partecipa a loro questo dono, questa grazia. In continuità l'annunciazione a Zaccaria nel Tempio, il luogo più santo di Israele, l'annunciazione a Maria in una borgata della Galilea sperduta. Adesso Nazareth è una bella cittadina con più di 40.000 abitanti, ma all'epoca se aveva 200 abitanti erano tanti. Una borgata, tante all'epoca, ma spersa. Non era mai citata nella Sacra Scrittura dell'Antico Testamento. Ebbene, su questo luogo così sconosciuto, fuori da ogni commercio, da ogni traffico, da ogni movimento umano, lì c'è lo sguardo di Dio che si posa e Dio manda il suo messaggero, Gabriele, l'angelo, a portare l'annuncio a una ragazza che aveva 13-14 anni e le dà un annuncio strabiliante, le chiede un consenso straordinario a una vergine promessa sposa.
quando si usa il termine vergine, si intende che non è sposata, quindi è sotto la tutela, la protezione del padre, fino a quando non verranno celebrate ufficialmente le nozze, e allora passerà sotto la tutela dello sposo. Lei è custodita, protetta, guidata dal padre, ma è promessa sposa, cioè ha una prospettiva di matrimonio. C'è un giovane che la frequenta, con il quale parla, si confronta e anche discutono, leggono le situazioni della vita. E questo giovane si chiama Giuseppe. E l'Evangelista Luca ci dà il nome di questa vergine, di questa ragazza. Si chiama Maria. La presentazione: luogo, personaggi, angelo, la ragazza, vergine, quindi sotto la tutela dei padri, che si chiama Maria, il ragazzo che la frequenta, il giovane che la frequenta è Giuseppe. Possiamo dire una vicenda di famiglia, come in tutte le famiglie dell'epoca, come anche nelle nostre famiglie oggi. Ma è in questa situazione di normalità, diciamo, che si inserisce la straordinarietà dell'intervento di Dio. Il messaggio, le prime parole che l'angelo Gabriele dice a Maria sono la chiave di volta per capire tutto il senso del proseguo del brano e anche la storia della salvezza. L'angelo entra, lo immaginiamo riverente, e saluta questa ragazza. Attenzione, che adesso c'è un particolare che normalmente ci sfugge e che è di una pregnanza invece straordinaria. Le dice: rallegrati, piena di grazia. Nel testo greco è caire, che è caritomene. Questo caire, che è caritomene, viene tradotto in latino ave grazia plena, quello che usiamo noi nell'Ave Maria, nel saluto alla Madonna, che tradotto letteralmente, ecco qui, significa rallegrati, gioisci, esulta. Perché questo motivo di gioia, di esultanza? Perché sei la favorita di Dio, sei piena di grazia, cioè sei avvolta dallo sguardo amorevole, paterno di Dio, sei oggetto di premura, di attenzione particolare di Dio. Tra tutte le ragazze di questo mondo, tu sei la prescelta. Non abiti a Gerusalemme, non abiti ad Atene, non abiti a Roma, una borgata sperduta, ma su questa realtà di umile e povera si posa lo sguardo di Dio. E Maria è invitata a gioire. Perché questo motivo di gioia? Il Signore è con te. Ecco il motivo. Volta dallo sguardo amorevole di Dio. Ma notiamo bene, non c'è, l'angelo non pronuncia il nome della ragazza. L'Evangelista ce l'ha presentata, ma l'angelo non dice rallegrati Maria. Perché? È questa il particolare straordinario. Perché questo evento dell'annunciazione a Maria non è un evento chiuso, rivolto a Maria primariamente sì, ma è un evento aperto. E lo vedremo fra un istante. E poi
dice il Signore è con te. Questa espressione noi la troviamo nell'Antico Testamento in altri passi. Quando Dio parla a un personaggio che è chiamato a svolgere un compito particolare nell'Antico Testamento, l'angelo del Signore gli dice: il Signore è con te. Ad Abramo, a Mosè, a Giosuè, il padre di Sansone, il Signore è con te. Allora questo ci fa capire che non sei tu ad operare, Dio ti ha scelto per una missione particolare in favore dell'intero popolo. Con questa indicazione il Signore è con te, l'angelo Gabriele fa comprendere a Maria che quella missione che le svelerà è una missione che è aperta, coinvolge l'intera umanità. E poi seguo, che non ho il tempo di focalizzare, mi permetto solo di fare un collegamento con la seconda lettura, quando dice: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Da questo piena di grazia è quello che deduciamo l'immacolata concezione di Maria. Non c'è ombra di peccato, non c'è macchia di peccato in lei. San Paolo, nella seconda lettura, scrivendo ai cristiani di Efeso, quindi ai cristiani, anche a noi, loda, benedice Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Per quale motivo? Perché ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, con ogni benedizione spirituale. Ci ha ricolmati del suo favore, del suo amore, della sua grazia. Maria è salutata piena di grazia. Paolo ricorda che anche il battezzato è ricolmato del favore di Dio, è nella benedizione di Dio. Siamo pieni di grazia, cioè avvolti dallo Spirito Santo, che è la grazia di Dio. Poi Paolo dice: in Lui, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione per essere santi, immacolati di fronte a Lui nella carità. Basterebbe solo questo per farci trasalire di gioia. Maria è la prescelta, la prima fra tutte le donne scelta per essere la madre del Figlio di Dio che si incarna, che entra nella storia facendosi uomo. Ma anche noi siamo scelti prima della creazione, cioè pensati da Dio prima ancora che venisse creato il cosmo. Maria è preordinata, pensata da Dio, preordinata, voluta da Dio per essere la madre del Figlio di Dio, del Verbo che si incarna, la madre di Gesù. Ma anche noi siamo elevati allo stesso livello, alla stessa dignità, per essere santi e immacolati di fronte a Lui, di fronte a Dio, nell'amore. Ecco allora che quello che è il privilegio unico, esclusivo di Maria, essere preservata da ogni macchia di peccato, dal peccato originale e da qualunque altra forma di peccato, si travasa in noi
siamo scelti, pensati, voluti da Dio per essere santi e immacolati, liberi, immuni dal peccato. Con il battesimo siamo stati liberati dal peccato, eventualmente con la confessione veniamo nuovamente purificati dal peccato per essere santi e immacolati nell'amore. Allora vogliamo chiedere alla Madonna Santa la grazia straordinaria di poter dire anche noi ogni giorno il nostro sì al Signore che ci ha costituiti santi e immacolati. Lei ha detto: eccomi, sono la serva del Signore. Ogni giorno anche noi possiamo dire e siamo chiamati a dire: eccomi, sono al tuo servizio, Signore, disponi di me secondo la tua volontà. Come Maria anche noi rinnoviamo la nostra disponibilità alla parola del Signore con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Vi ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nel disegno imperscrutabile della sua volontà, Dio Padre ha scelto la Vergine Maria predestinandola ad essere la madre del Salvatore. Con fiducia diciamo: Padre, rendici figli nel tuo Figlio. Padre, rendici figli nel tuo Figlio. Per la Chiesa, lo Spirito Santo che ha reso madre la Vergine Maria, la renda feconda di nuovi figli, generati alla grazia per mezzo del Vangelo. Preghiamo. Padre, rendici figli nel tuo Figlio. Per i potenti della terra, lo Spirito Santo che in Maria ha riaperto al mondo la via dell'innocenza, abbatta l'orgoglio, sciolga le resistenze e ispiri gesti di pace. Preghiamo.
figli del tuo Figlio, per l'umanità smarrita a causa del peccato, lo Spirito Santo che ha rivestito di salvezza la Vergine Maria, ci aiuti a ritrovare attraverso di lei la vita che chiamo. e rendici figli del tuo Figlio. Per noi che celebriamo questa Eucaristia, lo Spirito Santo disceso su Maria ci trovi disponibile a lasciarci plasmare secondo il disegno dell'amore del Padre. Preghiamo. Padre, rendici figli del tuo Figlio. In un istante di silenzio, approfittando di questa solennità mariana, vogliamo esprimere al Signore quei desideri profondi che portiamo nel nostro cuore. O Padre, che nel tuo amato Figlio ci hai benedetti e resi tuoi figli, per intercessione di Maria Immacolata, fa che possiamo essere in Lui lode della tua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Da te abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. E preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana divengano un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio, e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente
che toglie i nostri peccati, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Della potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia dell'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme ai tuoi eletti, con la Beata Maria, Immacolata, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
di Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Diamoci un segno di comunione. Agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. L'antifona è del canto numero 251. Le strofe sono del Magnificat.
La Vergine ci darà un figlio, Emanuele, Dio con noi. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La Vergine ci darà un figlio, Emanuele, Dio con noi. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La Vergine ci darà un figlio, Emanuele, Dio con noi. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La Vergine ci darà un figlio, Emanuele, Dio con noi. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. La Vergine ci darà un figlio, Emanuele, Dio con noi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. La Vergine ci darà un figlio, Emanuele, Dio con noi. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui in modo singolare
soprattutto la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione, per Cristo nostro Signore. Noto che alle porte della Chiesa si troveranno dei volontari che offrono mele per AIL, cioè l'Associazione Italiana contro le leucemie. Sabato 14 dicembre alle ore 20:30 in santuario ci sarà il concerto della corale del Duomo, del coro dei bambini dell'Istituto Comprensivo di Trasagis e del coro di Villa Santina. Concerto nutrito, quindi. E in bacheca si trovano una locandina dell'Ordine Francescano Secolare che organizza un pellegrinaggio a Roma per il Giubileo del prossimo anno. È necessario prenotarsi con anticipi per poter trovare posto nella città. E in questa solennità dell'Immacolata vogliamo chiedere una particolare benedizione al Signore attraverso l'intercessione di Maria. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per l'intercessione della Vergine Maria, che ha dato il mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. A benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei stella, fra le tempeste, guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata,